Buongiorno a tutti, sono il dottor Tosini, responsabile del Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura. Siamo pronti per la giornata divulgativa, giornata tecnica dedicata alla floricoltura. È il primo anno che facciamo questa giornata dedicata solo e esclusivamente alla floricoltura, in questo caso specifico dedicata alla begonia, boliviensis ibrida e la dipladenia. Perché? Perché vogliamo ancora di più essere vicini al territorio, essere vicini ai produttori floricoli. Con Flor Veneto, con le associazioni di floricoltori veneti, abbiamo con loro organizzato proprio questa giornata con due specie diverse, con due specie che vogliamo in un certo senso rilanciare per diversificare un attimo il mercato e per rilanciarlo. Quindi il nostro servizio per i produttori floricoli ancora più vicini a loro. Quindi i tecnici, i floricoltori possono venirci a visitare il 4 luglio per vedere un po' la panoramica varietale che vedete alle mie spalle di begonie, ma allo stesso tempo di pladenie, apprezzare il materiale per quanto riguarda l'habitus, per quanto riguarda la curazione, per quanto riguarda la resistenza e tolleranza alle principali fitopatie, ma allo stesso tempo per quanto riguarda la resistenza al sole che in questo ultimo periodo sta picchiando, quindi vedere anche il materiale sotto gli aspetti molto duri, gli aspetti atmosferici. Con voi quindi faremo un giro, facciamo una rassegna di tutte le varietà, le valutiamo assieme e poi verso le 11 fare proprio un incontro tecnico valutando le varietà, valutando la difesa fitosanitaria, come poterla fare al meglio per sempre salvaguardare sempre di più l'ambiente e alla fine guardare la tecnica di coltivazione, quindi la programmazione, le tempistiche, l'invaso della dipladenia. Quindi seguiteci e nello stesso tempo l'auspicio è che veniate a trovarci e veniate con noi a visitare le prove sperimentali floricole. Grazie ancora.